Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questa bellissima giornata oggi che preannuncia le giornate di primavera che sta anche organizzando il FAI, che vedo qua ben numerosi e ben rappresentati. La giornata di oggi è molto importante perché finalmente diamo un senso, insomma, a questo edificio. Un edificio che è rimasto praticamente quasi più storico del nostro centro cittadino, grazie anche allo sforzo soprattutto di Luigi Crivellari, che è la persona che più di tutti ci ha creduto in questi anni, perché insomma, come ricordava prima, è 20 anni che è 20 anni che ci lavora per arrivare a una riqualificazione completa dell'immobile. Oggi con noi abbiamo il sindaco Francesco Siviero, abbiamo il delegato del FAI, il parroco del comune, Luigi Crivellari, e l'architetto Barbara Prevelato, che è quella che ha redatto praticamente il progetto che vedete qui in fianco. La giornata, l'intenzione praticamente della giornata si svolgerà un po' così, insomma, al di là degli interventi di rito che adesso andremo a fare, poi esporremo la tabella in cui ricordiamo praticamente che la torre campanaria Italia di Po è diventata un bene del cuore, perché ha raccolto un sacco di voti da parte di tantissime persone. Questo sta a testimoniare, insomma, l'importanza e il valore che ha questo edificio per la nostra comunità. Dopodiché l'architetto Prevelato, insomma, illustrerà il progetto e le intenzioni, insomma, di cosa potrà diventare questo edificio piccolo e manufatto, ma di grande valore storico. Dopodiché, cosa dire, l'intervento, insomma, come andrete a vedere, è piuttosto importante. Io direi che adesso potrei, giusto per iniziare, insomma, faccio fare i saluti al sindaco e dopodiché magari dopo andremo avanti con le illustrazioni. Sindaco, vieni. Devo mettermi lì? Grazie a tutti di essere qua, in particolare permettetemi di ringraziare Luigi Crivellari che fortemente ha voluto questo progetto, questo intervento, e ringraziare anche il FAI che insomma, ci sta credendo su questa attività. Sicuramente un progetto importante perché va a recuperare questo simbolo della nostra comunità, come si diceva prima, uno degli edifici storici più vecchi, più importanti appunto del centro cittadino. Quindi veramente vi ringrazio tutti quanti ringrazio tutte le persone insomma, che hanno reso possibile questa attività e che soprattutto ci consentiranno di poterla chiudere in futuro e avere finalmente anche quel restauro conservativo che ci servirà per poterlo tenere a ricordo di quello che sono state le generazioni passate, di quella che era Taglio di Po, un ricordo, un simbolo che resta non del passato però, della nostra memoria, di quello che eravamo e di quello che ci ha consentito di diventare noi stessi il nostro futuro. Quindi vi ringrazio tutti quanti, vi auguro una buona domenica, adesso lascio la parola a Luigi Crivellari che ci illustra un po' tutta la sua attività fatta fin questi anni. Grazie. Allora, grazie davvero tantissimo a tutti voi e tra voi ci sono appunto anche gli amici che hanno contribuito al risultato, perché noi qui oggi sembra che stiamo celebrando l'inaugurazione della torre, in realtà noi inauguriamo una targa, che è una cosa ben diversa. Allora, la targa che poi dopo verrà benedetta dal parroco, il FAI l'ha consentita in tutti i beni del cuore che hanno raggiunto, voglio dire, dei primati. Il nostro bene del cuore è risultato il primo in provincia. C'erano altri luoghi, ma voglio dire, grazie anche appunto al contributo di persone e cittadini di Taglio di Po abbiamo raggiunto questo risultato. Ma a me premeva dire soprattutto anche un'altra cosa, cioè sono passati 20 anni da quando l'architetto Dario Passarella ha fatto il restauro architettonico di questa torre. Quindi, poi dopo vi invito anche eventualmente ad entrare, voi vedete la torre stava collassando, quindi è stata rinforzata, messa in sicurezza, pulita pietra per pietra
manca solo il basamento circa 2 metri, quindi i lavori sostanziali anche da un punto di vista di costo sono stati, voglio dire, sostenuti e il restauro della torre è avvenuto. E è avvenuto nel 2003, è stata premiata allora da Ars Impresa, cioè dall'ente provinciale della provincia, e oggi invece, voglio dire, c'è un nuovo tipo di progetto funzionale presentato dall'architetto Barbara Pregnolato che riporta a nuova vita e a nuova funzione la torre che non può più essere campanaria ma diventa destinata alla comunità per piccoli concerti, per la memoria del nostro paese, il bene più antico che abbiamo e quindi voglio dire, ora, anche perché voglio dire, essendoci posizionati al primo premio in provincia, la torre va finita, cioè noi, Don Damiano tornerà sicuramente con noi tra poco per inaugurarla effettivamente, perché questo è l'obiettivo che ci proponiamo. Io non sono più su Facebook, ma ho pregato l'amico pensiero su Facebook che inizia dicendo onore a questa amministrazione perché voglio dire la torre va finita, cioè è questo, quindi da domani che è lunedì, martedì, mercoledì io prego l'amministrazione di chiamare me e la Barbara Pregnolato, andiamo in comune e la finiamo, ma la finiamo adesso, cioè non la prossima amministrazione o anche perché tra l'altro la Barbara che è l'architetto è un FAI, Davide è uno dei pochi, voglio dire, aderenti FAI da parecchi anni, mi ricordo è venuto lui al banchetto a iscriversi al FAI, quindi sentiamo questo problema. Il FAI dal 1975, atto della sua nascita in Italia, ha contribuito moltissimo a salvaguardare il patrimonio artistico della nostra Italia. A taglio di po' abbiamo poche cose, ci deve essere questa sensibilità. Anche perché, essendo passati 20 anni, questo che doveva essere un mio esempio, che portava altri cittadini che ci sono in tutti i paesi, che magari hanno generosi oppure pensano non solo a se stessi ma anche ad altri, si poteva creare un volano proprio che univa la comunità. Non è stato così. Adesso riprendiamo il discorso, tra l'altro abbiamo costituito anche un comitato cittadino volto appunto a migliorare il nostro paese. Se ogni cosa che proporrà il comitato deve avere una trafila così dolorosa come ha avuto la torre, non è una cosa che va bene, insomma. Io vi sto dicendo queste cose non per polemica, ma perché è giusto dirle, insomma, è giusto dirle e ripeto, la torre è già stata restaurata, c'è solo da attuare il progetto che adesso l'architetto Pregnolato vi illustrerà e ne capite l'importanza perché diventa un miglioramento per la nostra comunità. Se vuoi dire le parole, fa. Allora, buongiorno a tutti, io sono Daniel Fusaro, sono il capo delegazione del FAI di Rovigo, sono qui simbolicamente per ringraziare Gigi e tutta la comunità che ha votato. Sono 2.693 i voti pervenuti per questa torre, sono moltissimi perché comunque Taglio di Po è un paese medio nel Polesine, però raggiungere e raccogliere 2.693 firme o voti non è semplice. Sfido chiunque a provarci, insomma, in una comunità piccola. E, il FAI in realtà è un ente promotore di questo concorso dei luoghi del cuore che avviene ogni 2 anni, infatti a maggio partirà il nuovo concorso, aspetta che la mascherina non aiuta col microfono, e questa è l'edizione del 2020 in cui si è votata la torre, era la 10ª edizione e in quell'occasione è stato il primo luogo in Polesine in 10 edizioni a superare i 2000 voti. Ciò ha permesso di poter affiggere questa targa che vedremo poi, che diventa anche simbolica perché comunque il luogo rimane all'interno dei luoghi del cuore del FAI, quindi si trova all'interno di un sito e all'interno di un percorso che comunque qualcuno può cercare in internet e trovare questo luogo come riferimento. E ringrazio nuovamente Gigi e tutta la comunità che ha votato. Speriamo che dopo 140 anni dalla costruzione della torre ci sia un nuovo rinascimento anche per questo luogo, che venga aperto appunto alla comunità. E basta, lascio la parola a Barbara che spiegherà un po' il progetto.
Mi metto di qua. Grazie a tutti voi, grazie al FAI. E io come volontaria FAI ho detto più volte 2693 voti, sono più di un terzo credo dei cittadini di Taglio di Po, quindi è un gran grazie a tutti voi di questo riconoscimento. Io dal mio punto di vista, su richiesta insomma, del Comune, dell'amministrazione di Taglio di Po, si discuteva appunto anche con Luigi, a parte il restauro, bisogna che questo piccolo edificio, simbolo della città, abbia un nuovo significato, che non sia solo una cosa da vedere, perché le cose dopo vanno anche in deperimento, insomma, e quindi è giusto anche farne riappropriare tutti voi cittadini. Quindi l'idea che è nata è farne un po' un luogo della memoria storica della città, del comune, dove un po' si possono scoprire le informazioni di com'era. E quindi attraverso anche delle applicazioni interattive che si troveranno all'interno, qui si vede qualche immagine, praticamente nell'abbasamento all'interno della torre verrà posizionato un pannello fisso con le informazioni storiche, classiche, sia scritte sia che si possono ritrovare attraverso un computer, uno schermo touchscreen, che sono un po' le tipologie insomma, di ultima generazione, di come funzionano anche nei centri storici, nei musei, ma sia anche all'aperto, insomma si possono avere queste tecnologie dove semplicemente come uno smartphone tocchi e sfogli e trovi le foto storiche, quello che non può essere stampato in un piccolo spazio. Quindi ci sono foto aeree di com'era nel passato, perlomeno nel Novecento, insomma abbiamo attraverso l'archivio militare, giusto Davide, di tutta l'evoluzione. Poi prima ancora, sapete, abbiamo le mappe antiche del Delta, il taglio di Portoviro, quindi insomma un po' si può ripercorrere tutta la storia. E questo è in un pannello interattivo. Poi l'altra cosa che voleva un po' ricordare, la vecchia funzione di torre campanaria, appunto si diceva la torre un tempo segnava con un battito di campana le nuove nascite, e quindi in questo fatto mi ha un po' dato delle suggestioni e ho pensato ad un'installazione che sono tante lampade, in realtà lampade campane che scendono dal tetto, illuminano, però hanno anche le corde proprio come le campane, tirandone ognuna si potranno ascoltare dei racconti sempre di fatti e personaggi della città, quindi diventerà un po' uno spazio dove avere anche delle conoscenze, non sia solo una cosa da guardare. Per quello poi lo spazio antistante, io l'ho chiamato lo spazio della memoria, anche quello dove ci deve essere una panca in marmo, perché in quella panca si potranno sedere gli anziani e anche insomma in un mondo, in un'idea suggestiva che mi è venuta, gli anziani e i giovani potranno stare lì a tramandarsi le storie, quindi deve essere anche un po' uno spazio che vive e fa continuare un po' quello che è il passato, perché io sono di Portoviro, abbiamo dei paesi che purtroppo l'alluvione, la mentalità di un tempo ha fatto demolire tutto quello che c'era, è rimasto praticamente questo e basta in questa piazza o l'asilo, e quindi un po' bisogna lavorare anche sulle tradizioni, su quello che si può raccontare verbalmente. Pertanto un po' dopo l'idea era di togliere la recinzione, perché questo spazio è uno spazio pubblico del comune e deve ridiventare parte della piazza, non essere più una barriera, per cui anche questa panchina fa parte dello spazio della piazza. Questo è un po' il senso della valorizzazione del progetto che ho pensato e condiviso un po' con tutti i presenti dell'amministrazione. Volevo aggiungere che del progetto iniziale la moglie dell'architetto Dario Passarella aveva acquistato da un antiquario un portale, che lo vedete poi lì all'ingresso della torre, e quello lo manteniamo in segno di riconoscenza. E mi ero dimenticato prima di ringraziare veramente gli amici di Taglio di Po, da mia cugina Margaret a Canella, a Leandro Maggi, cioè il risultato di
di aver portato la torre campanaria al primo posto non è stata una cosa così facile o casuale, perché voglio dire è stata una semina che è durata, voglio dire, per parecchio tempo, e si andava a chiedere chiaramente, voglio dire, ma era sentito, perché essendo un bene del cuore davvero, perché queste campane a corde cioè, suonavano per quella persona che si sposava, per quella persona che mancava, quindi per Taglio di Po ha un altissimo valore simbolico e sentimentale la torre, e quindi questa cosa è stata sentita e abbiamo raggiunto questa cosa. Io davvero adesso, siccome dalle premesse che vi abbiamo detto il restauro è stato fatto, c'è solo questo progetto meraviglioso che la Barbara ha fatto, e facciamolo, ma adesso però, subito, nel senso che non occorrerà, quest'anno inaugureremo veramente la torre campanaria, poi ci sarà la casa della musica e andiamo avanti con delle cose concrete, non si possono portare avanti, voglio dire, 20 anni. No, faccio io un appunto che forse è scappato, che bisogna anche ringraziare la scuola di Taglio di Po, perché è stata coinvolta nella raccolta dei voti e veramente so che hanno anche inviato per partecipare oggi, quindi i professori e gli alunni vanno ringraziati tutti per questo risultato, e merito anche loro, insomma. Gli amici del comitato, Primo Casalicchio, cioè tutti quanti ci siamo dati da fare. Allora io aggiungo anch'io due cose, insomma, perché sono state cose anche abbastanza importanti che è stato fatto in questi anni di amministrazione. La prima è stata quella di rendere l'edificio un edificio, porre il vincolo monumentale, perché era un edificio che non aveva nessun tipo di vincolo, e attraverso la sovrintendenza è stato avviato un percorso che questo faciliterebbe anche tutti quegli interventi di bonus cultura e tutte quelle iniziative che potrebbero essere sostenute anche da privati, avere possibilità di avere delle detrazioni nel momento in cui un edificio ha un determinato valore culturale. E la definizione di valore culturale viene data solamente dal Ministero, che è arrivata, insomma, qualche mese fa, dopo un iter abbastanza lungo. Voi vi chiederete, ma è possibile così per una cosa bene o male, insomma, piccola? Però ci ha messo quasi un anno arrivare, anzi più di un anno arrivare il parere della sovrintendenza. E dopo l'ultima iniziativa che abbiamo fatto con il Consiglio Comunale proprio questa settimana, abbiamo deciso di aderire quindi a una convenzione per accedere a un finanziamento importante, in cui tutto il Consiglio Comunale, minoranza e maggioranza all'unanimità, ha approvato questa convenzione per arrivare a ottenere un finanziamento che cerchiamo di portare a casa, che sarà di una richiesta di 5 milioni di euro, che prevede una riqualificazione completa, diciamo, dell'intera piazza, quindi non solo la piazza, ma all'interno della pianificazione complessiva dell'area. C'è la piazza, c'è la torre campanaria, c'è l'edificio dei monumenti caduti, perché insomma sono quegli edifici che stiamo cercando da tempo di valorizzare, cercando anche finanziamenti anche attraverso il GAIL, che però purtroppo insomma non sono spesso andati a buon fine, e quindi sponsorizziamo anche come amministrazione queste iniziative del FAI, perché sono sempre massa critica per arrivare ad ottenere contributi, finanziamenti, perché ci fanno conoscere fuori dal nostro ambito comunale, e quindi sono tutte iniziative che servono per farci vedere che ci siamo e avere un determinato peso. Detto questo, io direi che potremmo provare a passare anche se vuole dire due parole Damiano, oppure possiamo passare anche alla... Vieni. Dico bene, provo a dire bene dico. Ecco, intanto grazie a tutti, grazie a voi, grazie per quest'opera. Pensavo in quell'immagine molto bella di anziani e giovani seduti sulla panchina che se la raccontano, quando i più piccoli domani diranno: ma perché c'è il campanile piccolo, ma c'è anche il campanile grande? E inevitabilmente si farà memoria dei 140 anni fa, quindi i segni aiutano a vivere la memoria, che altrimenti rischia di essere dimenticata semplicemente. Forse nel nostro cuore, nella nostra cultura potremmo dire: ma se c'è qualche piccola risorsa, qualche investimento da fare, certamente lo investiamo per altro, per le persone, per le situazioni, per le necessità che sono sempre tante. È anche vero che il cristianesimo è la religione della memoria. Se dimentichiamo la memoria, rischiamo che le cose belle che abbiamo costruito cadono, e una volta che sono cadute abbiamo perso anche la nostra memoria. Quindi c'è un sano equilibrio nelle cose che
possiamo fare negli investimenti che desideriamo compiere, quindi non posso che benedire quest'opera e far sì che davvero possa presto essere utilizzata per questo fine molto bello e che ci aiuti insieme a far memoria di quella volta. Poi qua ne abbiamo 4 campane, se vogliamo fare il progetto e metterne altre 2 volentieri, se no ne metto altre 2 lì sopra e sono tutti contenti di avere almeno un accordo da 6, che bello, ci mancherebbe. Al di là della battuta, davvero grazie e chiediamo insieme la benedizione. Vi chiedo, visto in questo periodo così complicato, magari diciamo insieme un'Ave Maria anche per la pace, perché vediamo tutto quello che accade e davvero ne soffriamo molto per quello che accade. Questo ci aiuta anche a fare memoria ciò che è stato e anche la fatica, no? Di trovare il senso al perché ci dimentichiamo chi siamo stati e continuiamo a farci la guerra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mi avvicino un po' così la leggo anche la targa, sì? O la scopriamo direttamente? Via il sindaco, penso, sì. Opla. Ho perso Marius, vieni Marius che... Visto? Fantastico. Precise, visto? Perfetto.